telefono forse è l'incubo della nostra professione perché è un filo diretto con tutti i proprietari che chiamano per qualsiasi cosa in continuazione. Ovviamente è fondamentale per noi, non possiamo non rispondere, non essere sempre reperibili. I proprietari veramente si comportano forse come un neogenitore con un neonato, il primo arrivato in casa, quindi spesso hanno veramente bisogno di essere aiutati anche sulle cose un po' quotidiane e veramente si affidano a noi, ci cercano in qualsiasi momento. Il veterinario ha una responsabilità molto grande nella gestione dell'allevamento perché cerca di tutelare l'allevamento dal punto di vista delle malattie e poi tutela anche il consumatore perché per caduta avviene una produzione sana, una produzione che può dare un'alimentazione genuina al consumatore. La differenza attuale, cioè l'evoluzione che c'è stata nella professione veterinaria in genere nel mondo, in particolare anche in Italia, anche con i dovuti spesso ritardi, però è il fatto che ovviamente la professione ha assunto un aspetto ancora più specialistico, quindi il lavoro in equipe, in collaborazione è diventato una prerogativa del nostro lavoro, in modo da fornire una prestazione più qualitativa dove nell'ambito dell'equipe ci sono varie figure specializzate in campi diversi che possano offrire una maggiore garanzia di prestazione. Questo è per ciò che riguarda sia, penso, il mondo dei piccoli animali che per i grandi animali. La prima cosa che ci vuole per affrontare la professione veterinaria è la passione, cioè quello che uno si sente di fare e se ritiene che l'attività che successivamente andrà a fare professionalmente è un'attività che sente sua, propriamente sua e non un'attività di corollario. Nell'insieme si tratta di un impegno notevole, ma per una professione che porta delle grandi soddisfazioni nel momento in cui le fa con interesse e con professionalità. Per me personalmente io vengo la mattina con piacere a lavorare perché penso di avere il lusso che non hanno tutti di fare quello che mi piace fare. Io sto facendo il lavoro per cui ho studiato e quindi io ho lo stesso entusiasmo, forse ho più entusiasmo di quando ho iniziato adesso, devo essere sincera.